Buonasera a tutti, benvenuti a Telepace Sport, come di consueto al lunedì alle ore 21. Questa sera finisce un po' il primo tempo dalla stagione 24, 23-24 finisce tutta la stagione, ma riprenderemo dopo l'estate. Ciao Gloria. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Giacomo. Buonasera, buonasera. Luca. Buonasera. Allora, abbiamo colori diversi, anche diversi sport. Tra l'altro abbiamo anche tanto in cantiere, oltre alle vostre presenze che siete qua, perciò bisogna andare veloce. Gloria, il solito riassunto, ma piano piano le notizie sono sempre meno. Poi è l'ultimo check della settimana, della nostra stagione, e quindi vale la pena spendere le ultime parole. Per quanto riguarda la Serie A, ieri si è giocata Roma-Genoa, i rossoblù hanno perso 1-0. Prossima gara per i genuani sarà Genoa-Bologna venerdì alle 20:45. Serie B, la Sampdoria è fuori dai playoff, venerdì appunto si è giocata Palermo-Sampdoria, finita 2-0, quindi sfuma il sogno dei blucerchiati di risalire in Serie A, toccherà giocare un'altra stagione in Serie B, ma ci si prova l'anno prossimo. Altra notizia di mercato, la Lavagnese ha annunciato il nuovo mister che sarà della prossima stagione, Giorgio Roselli. Queste erano notizie di riassunto. Invece Giacomo, abbiamo tanti servizi da lanciare. Tanti servizi, un po' di notizie, tanti ospiti anche non qui presenti, un po', clima da ultimo giorno di scuola oggi. Benissimo, allora tieniti pronto. Luca, partitissima. Abbiamo già chiave di nuoto. I verdetti della pallanuoto, andremo poi a vederli più in dettaglio. Chiave di nuoto, prima partita dei playoff, purtroppo ha perso ai rigori, poi la vedremo un po' più in dettaglio. Poi secondo me era vinta, persa di nuovo. Ma è una partita che, come abbiamo Peccato. detto, sono due squadre sono due squadre di pari forza, ecco, quindi basta poco per riuscire a andare un po' avanti nel punteggio, poi gli avversari recuperano, le condizioni ambientali non erano ideali, poi adesso lo diremo e via, ecco. Bene, allora prendiamo posizione, vi vado a presentare gli ospiti che sono qua e poi così continuiamo con la platea. Allora, vicino a Luca abbiamo una società di Genova, che peraltro c'è già stato il Genova Calcio, ma questa sera c'è il settore femminile. Peraltro abbiamo anche 2 coppe, dimostrano, ce lo faremo raccontare, di belle vittorie, 3 vittorie per il calcio femminile. E nel dettaglio Maurizio Carrea e Giuseppe Cosentini. Il responsabile Genova Calcio è il mister Giuseppe Cosentini. Dal calcio passiamo alla pallavolo con la campionessa Ornella Marchese, presidente scuola di pallavolo Carasco. Poi avevamo pensato i 2 capitani sia del Sesti Levante che della Virtus Entella, purtroppo alla fine Luca Parodi, però avremo il collegamento telefonico. Adesso intanto salutiamo Massimiliano Pane, capitano del Sesti Levante. Rimaniamo in tema di calcio, gli Under 15 Caperanese Entella vincono il loro campionato, allenati da Roberto Ruben Padi, che è qua presente insieme a un dirigente di Caperana Entella, Alessandro Gianni. Vediamo invece gli altri ospiti che sono a completamento di questi appena detto. Roberto, come dicevi tu, abbiamo la Caperanese Entella Under 15, in prima fila il massaggiatore e il capitano, e per passare abbiamo le ragazze del Genova Calcio, capitano Alice, il mister dell'Under 10 Mario Mureddu e Leona Alessio, il dirigente femminile dell'Under 15. Da questo lato la scuola di pallavolo Carasco, abbiamo una rappresentanza di varie leve, dalle più piccole siamo intorno ai 6 anni fino poi a Under 14, Under 16 e Serie D. Allora facciamo un rapido giro, tanto per conoscerci e rompere il ghiaccio. Darei la precedenza ai genovesi. Maurizio, Carrea, insomma, 2 coppe per raccontare 3 vittorie. Raccontare 3 vittorie, terza se la consigliamo domenica per la premiazione dell'ultima vittoria arrivata in casa per la vittoria del campionato di eccellenza, quindi con l'accesso alla Serie C.
sta qua la Coppa Liguria, della Coppa Liguria regionale, che ha dato accesso alla Coppa Italia nazionale, sempre la prima squadra, che disputa il campionato d'eccellenza, e la Coppa della Juniores, che hanno vinto il campionato Juniores, quindi accedono anche loro al campionato nazionale Juniores. Quindi ovviamente per noi è stata una grande annata, sicuramente inaspettato il fatto che potevamo collezionare tutti questi trofei, appoggiati sicuramente da tutto il settore giovanile, dalle nostre ragazze, quindi a partire dall'Under 10, l'Under 15, che ci hanno sempre supportato tutte le squadre sugli spalti con il loro tifo, è proprio bello caloroso. Abbiamo anche qualche immagine, qualche filmato che poi vedremo. Benissimo. Allora, dal calcio, pallavolo Ornella, un saluto, hai un bel gruppo. Insomma, non hai delle coppe, ma non è perché non state vincendo, no? No, buonasera a tutti. Sì, siamo qua rappresentati con piacere un gruppo di ragazzine, come hai detto prima, dal mini volley alle ragazzine dell'Under 14, Under 16, 18 e con una giocatrice che rappresenta un po' la 16, 18 e la Serie D, che è proprio un po' la continuità della scuola di pallavolo Carasco. Insomma. Poi avremo anche qualche sorpresa perché abbiamo dei campioni dalla nostra Liguria, questa sera ne conosciamo 2, magari in video, però tanto per tenerci vivi. Massimiliano, allora, insomma, Massimiliano, credo che non ci sono aggettivi come tutto il Sesti Levante quest'anno. Sì, intanto buonasera a tutti e sì, come hai detto te, un'altra incredibile annata, dai, da matricola comunque abbiamo fatto un altro grandissimo campionato, ci siamo salvati con una giornata di anticipo che era il nostro obiettivo iniziale, quindi siamo contenti dopo il campionato strepitoso di Serie D l'anno scorso e niente, speriamo di ripeterci anche il prossimo anno. Ma insomma, tu sei un difensore, mi devi spiegare, io non sono tanto esperto, ma ogni anno fai sempre tanti gol. Non so, sbagli mica il ruolo, non potresti fare l'attaccante, no? Non lo so sinceramente qual è il segreto, forse è anche il mio passato da attaccante da bambino, perché fino agli allievi ho fatto l'attaccante. Guarda un po' la tua foto. Sì, questo è il derby. Sì, quindi sinceramente non so qual è il mio segreto, ne parlavamo prima col mister qui, che anche lui era uno che ne faceva parecchi, anche se era un difensore, quindi dai, l'importante è che questi gol abbiano portato più che soddisfazioni personali, punti importanti alla squadra. Bene, bene, avremo modo di chiacchierare con Massimiliano. Ruben, insomma, l'anno scorso da questi tempi eri qua perché eri stato promosso con il Lumarzo. Quest'anno ci sei perché vinci con la Capranese Entella agli Under 15, aspettiamo l'anno prossimo cosa succede. Speriamo che ci sia il 2 senza il 3, vabbè, il 3 senza il 2, nel senso, speriamo. No, quest'anno è stata una bella annata e sono contento di aver dato soddisfazione a questi ragazzi e alla società, perché è la prima volta che la Caprese Entella si qualifica a un campionato regionale e il prossimo anno, con la rivoluzione che c'è dei campionati, faranno un girone unico con tutte le migliori squadre e quindi esserci anche noi è un orgoglio per tutto il settore giovanile, poi suo fratello responsabile, Francesco Codice, ottime persone che se lo meritano e quindi speriamo tutta la società che presentella, quindi speriamo poi di farci valere anche nel campionato regionale. Benissimo, benissimo. Allora, prima linea, collegamento in platea, abbiamo la nostra Cristina Onneto che questa sera ci è venuta a trovare, facciamo dare un saluto, anche perché se c'è questa edizione un po' nuova di Telepace Sport, perché tanti anni fa a palestra di Casa Marchesani c'era Domenica Sport Tigulio, di cui Cristina, ben credo per 10 anni, ne ha fatto parte. Ciao Cristina, facciamo un applauso a Cristina. Buonasera a tutti e grazie. Che è la nostra vice direttrice. Grazie per l'invito. Sì, vi siete trasferiti in teatro, ma noi abbiamo iniziato in palestra e credo che sia anche il luogo più consono per parlare di sport, ma davvero qua è molto, molto bello, molto suggestivo. Dal 2000 al 2008 io ho fatto l'esperienza con la Domenica Sportiguglio insieme a Luca Castagnola e a Roberto Costa, che sono le nostre due colonne portanti dello sport, ricordiamolo, sport che a Telepace è nato 34 anni fa, forse
quanti anni ha Telepace, quanti anni compirà Telepace proprio giovedì prossimo, il 23 di maggio Telepace festeggia 34 anni, credo che la rubrica sportiva, Roberto smentiscimi, ma sia stata una delle sarà prime. iniziato un anno dopo, giù di lì, un anno e mezzo dopo. A Lui novembre. adesso si avventura anche nel giorno, forse. No, lo dico, avevamo cominciato a novembre, la tele era nata a giugno e noi avevamo cominciato a novembre con le partite, facendo le telecronache delle partite di pallanuoto. Da lì poi Claudio Solari, direttore a quel tempo, aveva voluto con Robby per gli sport tipo pallacanestro, pallavolo e con me per gli sport acquatici, creare la rubrica settimanale. Io adesso mi sembra che io lo facessi al lunedì e tu al giovedì, non mi sembra, ecco, che i giorni fossero quelli. La rubrica settimanale poi è nata, Domenica Sport Iguglio, lo sappiamo. A proposito, Tra l'altro mi fa piacere che stasera dietro la telecamera mobile abbiamo Alessandro Canobio, che fu il regista per 2 edizioni della Domenica Sport Iguglio, tutte le domeniche in diretta, quindi sì, salutiamo i nostri cameraman. È una grande riunione. Tanta è l'occasione da ringraziare la squadra, però c'è una sorpresa che hanno preparato la regia, Cristina, che credo che non dovresti aver capito ancora. Vediamo se mandiamo in onda la sorpresa di qualche anno fa. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Domenica Sport Iguglio. Ciao Cristina. Buonasera a tutti. Stiamo preparando per l'esercizio di aerobica con Federica Schiaffino, la quale mi ricordava anche che ha un legame con il Sestri Levante Calcio. Sia immagine che ospite. Per la bella vittoria e comunque era in derby anche in questo caso. Il Cicagno 93 Fontanabuona è andato a vincere per 2-1 a Monelia. Laura, la tua esperienza, cosa ci dici di questa? L'arrivare al fondo è stato, era il nostro fine, ecco. Allora, dovrebbe essere in linea l'allenatore del basket Chiavari, pronto? Ciao Roberto. Sì, ciao Vittorio. Ciao, saluti a tutti. Che in maniera professionale e simpatica vi accompagna. Esercizio singolo che ci proporrà Valeria Milano, anche lei è un'atleta di spicco della società aerobica Entella nella categoria Junior A. Perché allora gli impegni non mancano? No, però, va bene, grazie. Arrivederci a voi. Arrivederci. Dietro le telecamere da Marco Giocolano e Giovanni Castello, assistenti di studio Andrea Raffetto e Mattia Costa. L'allestimento degli studi è stato curato da Antonio Vaccarezza e da Mario Sanguinetti. Le riprese in esterna sono state di Enrico Lastrico e Pier Giuseppe Lanatta, ai dati, ai grafici Simone Casagrande e in regia Stefano Noiol. Allora, E senza gobbo, così. Com'è? Senza gobbo, non è che stessimo leggendo i nomi o... Assolutamente, bene. Allora, ti ringraziamo della tua visita. Grazie a voi, grazie a tutti. Io vi ho seguito, anche se non ho partecipato in altre puntate, però vi seguivo da casa, anche perché io lunedì sono in redazione insieme a Giacomo al mattino, a Giacomo, Andrea e Giulia, e al pomeriggio con Emanuela e Jacopo, che sono la squadra che tutti i giorni deve almeno 2 partite al giorno le abbiamo, il TG delle 12:45 e quello della sera. Però vi seguivo, ho apprezzato e mi piace che appunto si possa dare uno spazio allo sport per far rivivere anche proprio gli aspetti belli dello sport. Spesso le cronache parlano anche di aspetti meno belli, credo che questa sia una bella palestra, anche per chi fa questo mestiere. Giacomo, direi che nel 2000 avevi? 6 anni, 5 e mezzo. 5 e mezzo, ecco, in quelle immagini lì, pesa un po'. Va bene, grazie Cristina. Buona conclusione. Bene, allora rientriamo così siamo andati indietro di qualche anno.
Ritorniamo a noi. Giuseppe, raccontaci invece come mister un pochino della prima squadra, questa promozione in Serie C. Sì, intanto buonasera e grazie per l'invito. Sicuramente è stata una stagione molto importante per tutti perché comunque il movimento femminile della Genova Calcio è 7 anni che esiste, in 7 anni è stato fatto un grande lavoro, consolidato quest'anno non solo dalla prima squadra ma dalla juniores, dal settore giovanile, dalla scuola calcio che sta lavorando veramente di squadra. Poi alla lunga i risultati arrivano, il lavoro c'è stato, non è stato sicuramente facile. Questa C che vedi. Perché sì, non è stato assolutamente facile perché poi ci sono gli avversari che vanno sempre rispettati, ma sicuramente c'è stato un grande lavoro dietro e rispetto alla prima squadra non posso che ringraziare lo staff tecnico, il mio collaboratore Igor Rossato, Barbara Castaldi, Fabrizio e Maurizio che sono responsabile direttore e tutte le ragazze che sono state veramente preziose perché sono state sempre presenti e dal primo secondo mi hanno personalmente supportato in questa prima esperienza che tra l'altro non è scontato, ecco, iniziare già con un passo in più con dei risultati importanti non è mai scontato e sono davvero felice. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di iniziare nel mondo del calcio femminile grazie all'opportunità sempre della Genova Calcio allenando l'Under 12 e quest'anno mi sono ritrovato in questa grandissima realtà che è poi la prima squadra femminile e adesso possiamo dirlo, ci siamo. Quindi grazie a tutte le ragazze che ci staranno seguendo, a tutto lo staff, a tutti i collaboratori tecnici e non solo del settore giovanile della scuola calcio e ai responsabili, veramente grazie a tutti. È l'occasione anche per Posso aggiungere salutare. una cosa? Che il nostro Giuseppe è stata una scommessa. Perché lui effettivamente allenava le ragazzine che ora sono under 15, che erano under 12 prima, e mi ha detto perché non proviamo a fare la prima squadra con Giuseppe, visto che le capacità eccellenti che aveva, è stata una scommessa vinta, direi. Si studia, non è solo l'inizio. Scommessa vinta. Si studia. Scommessa vinta. Benissimo. Quindi così Allora, andrei a sentire un flash alla capitana, tanto per un saluto. Ecco. Roberto, questa sera un sacco di capitani qui in Casa Caritas. Alice era una ballerina fino a poco tempo fa, oggi capitano della Genova Calcio. Cosa è successo nel mentre? Come mai il calcio? Allora, innanzitutto io, come hai detto tu, ho sempre fatto ginnastica, comunque anche danza, poi in casa allenandomi con mio fratello a calcio mi ha sempre, diciamo, trasmesso questa passione, sono sempre andata a vedere le sue partite e ho chiesto ai miei genitori se potevo iniziare un attimo a vedere anche io, provare se mi piaceva questo sport. Ho iniziato con il mister Giuseppe e anche lui mi ha molto aiutato col mio percorso, lo ringrazio ancora adesso e questa nuova stagione, diciamo, con un nuovo mister ho avuto la fortuna di essere capitano. E com'è il ruolo di capitano? È dura? Abbastanza dura, diciamo, perché ho molte responsabilità, devo tenere le ragazze, diciamo, calme, devo seguirle molto, devo seguire molto anche me stessa, ovviamente. Complimenti allora. Coinvolgerei una battuta tanto di saluto. Chi hai, Giacomo? Abbiamo una coppia di sportivi pallavolisti in studio. Una coppia di allenatori di pallavolo, si può dire? Abbiamo Marco Trabucco, allenatore della Normac Genova, e Valeria Scisciò, che è allenatrice della Serie D della scuola di pallavolo Carasco. Intanto partirei da Valeria, che appunto con la scuola di pallavolo Carasco, come è andata la stagione con la Serie D? La stagione è andata bene, perché siamo riusciti a qualificarci per la fase dei play-off, quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era quello di mantenere la categoria, e poi ai play-off siamo andate molto tranquilli a cercare di
continuare il nostro percorso di miglioramento e abbiamo fatto, secondo me, alla fine un'ottima riuscita anche nella fase dei playoff, concludendo le ultime 2 partite con delle belle prestazioni e delle belle vittorie, dove la squadra finalmente è riuscita a giocare insieme. Abbiamo avuto di nuovo un percorso difficile durante l'anno dovuto da qualche infortunio, problematiche all'interno della squadra, però le ragazze si sono strette tantissimo, la società le ha sopportate tantissimo e quindi alla fine hanno fatto il loro dovere fino in fondo e hanno portato a casa il risultato richiesto, quindi va benissimo. Benissimo, e Marco Trabucco, per voi la stagione non è ancora finita, giusto? Esatto. Io mercoledì parto per le finali nazionali, abbiamo vinto l'Under 16 regionale e sono ovviamente molto molto soddisfatto, ma per noi la pallavolo è proprio la nostra grandissima passione, cioè noi a volte quando raccontiamo un pochino le nostre giornate ci guardano sempre un pochino con quegli occhi un po' straguzzanti, cioè nel nostro weekend è stato sabato, abbiamo fatto tutto il giorno, noi stiamo facendo anche il percorso da docenti di pallavolo, abbiamo fatto tutto il sabato a fare gli esami ai corsisti dei nuovi allenatori. Domenica lei è selezionatrice anche della selezione territoriale di Liguria Levante e siamo stati ad Alassio tutto il giorno, io ovviamente a supportarla, niente di più, però sono giornate, noi il nostro tempo libero lo passiamo in palestra. Benissimo. Ritorniamo poi Marco, perché la curiosità un po' Valeria e Marco, insomma, almeno sullo sport andate d'accordo sicuro, perché, ma ne parliamo dopo, dai. Massimiliano, racconta un po' di questa grande stagione del Sessi Levante, grande, che poi l'anno scorso anche, perciò è già diversi anni. Come accennavo prima è stata un'annata strepitosa, ecco. Sicuramente iniziata in salita perché comunque eravamo una matricola nel campionato di Serie C e quindi le 1000 difficoltà che una squadra come Sessi Levante, una piccola società può incontrare al primo anno tra i professionisti. In più c'è stato il problema del campo di casa che non abbiamo mai potuto utilizzare, ci siamo sempre allenati in un cantiere aperto e abbiamo sempre giocato in trasferta anche le partite casalinghe, prima a Carrara, poi a Vercelli con anche una partita al Marassi, che sicuramente è stata una bella cornice per il derby di ritorno, però comunque sono state grosse difficoltà, ecco. Abbiamo risposto alla grande, credo. La forza di questa squadra credo sia stata il gruppo, l'unirsi nei momenti di difficoltà che ci sono stati parecchi, e alla fine credo che abbiamo ottenuto una grandissima salvezza meritata. Ecco, c'è stato un momento che forse quando avete fatto qualche sconfitta di seguito, no? Che avete avuto una grande forza di rimanere tutti compatti e poi difatti insomma siete usciti di nuovo fuori alla grande. Sicuramente, diciamo che c'è stato un inizio difficile che è stato un po' nascosto dalla vittoria nel derby, perché comunque nelle prime 7-8 partite ne abbiamo perse praticamente 5, una vittoria appunto nel derby e un pareggio con la Juve. E poi siamo riusciti pian piano a ripartire e c'è stato poi un altro momento di blackout dove, devo essere sincero, anche la società è stata molto intelligente, perché dopo 4 sconfitte di fila spesso si vede che le società cambiano allenatore, cercano di fare una rivoluzione, invece il Sestri è risaliti e la società ha dato grande fiducia a mister Barillari. E quello è stato un momento forse dove il gruppo si è unito ancora di più, ecco. E poi è arrivato qualche giocatore importante come Clemenza nel mercato di gennaio che sicuramente poi ci ha dato una grossissima mano, ecco. Allora adesso abbiamo il capitano della Virtus Entella, Luca Parodi. Luca? Sì, buonasera. Ciao Luca. Allora, l'idea era che fossi tu anche presente, ma ci palleggeremo con Massimiliano, capitano del Sessi Levante, in questa piccola chiacchierata. Allora, innanzitutto abbiamo parlato del Sestri, vuoi fare anche per te così
un po' come hai vissuto questa annata alla Virtus Entella. Intanto abbiamo anche delle foto, poi vi farò un po' raccontare la vostra storia, vediamo se magari vi mettono insieme la regia, che avete i due volti sul video. Va bene, noi invece è stata una stagione diversa un po' da quello che l'Entella ha fatto negli ultimi anni. È stata una stagione sofferta, combattuta, siamo partiti per raggiungere alcuni obiettivi, a gennaio poi ci siamo trovati a dover rivedere un po' diciamo, i nostri propri obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio, ma credo che comunque poi alla fine siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che sembrava scontato agli occhi di tanti, ma che poi quando sei dentro non lo è. Quindi alla fine è andata bene, siamo contenti. È normale che quando parti, come dicevo prima, con determinate pressioni, con determinati obiettivi, non li raggiungi, o almeno sei costretto a cambiarli. È normale che magari agli occhi di tanti può essere un fallimento, ma per noi che l'abbiamo vissuta dentro non lo è stato, e anche grazie proprio alla società, al mister, a tutta la squadra, allo staff, a tutta la gente che lavora per l'Entella, siamo riusciti poi a raggiungere il risultato finale. Ecco Luca, tu stai vedendo la trasmissione? Sì, allora vedi le foto, sono passate delle foto che non erano della Virtus Entella, ma era un po' la tua storia da calciatore. Allora, magari se dalla regia le rivediamo, ecco, ci dici due parole sulle foto. Sì. Allora, questa qui, io sono andato a Monza allievi regionali, sono andato via di casa a 14 anni e mezzo. Sono andato a Monza, ho fatto un paio di anni a Monza, allievi regionali, allievi nazionali. Poi mi sono trasferito a Torino in primavera, ho fatto 2 anni la primavera col Torino, in cui abbiamo sfiorato il titolo di campione d'Italia, abbiamo perso la finale a rigori col Chievo. Poi ho fatto la mia prima esperienza professionista ad Ancona, che era una neopromossa, una squadra neopromossa in cui ho fatto 2 anni, in cui fecimo molto bene perché ci classificammo il primo anno quinti e il secondo anno quarti, sfiorando i playoff. Poi mi sono trasferito a Salò, ho fatto 2 anni e mezzo a Salò, in cui anche lì abbiamo sempre fatto ottimi piazzamenti, sempre i playoff, anche con ottime squadre. E poi io a gennaio del terzo anno di Salò sono andato a Cittadella, in cui siamo arrivati in finale ai playoff per andare in Serie A con l'Hellas Verona, abbiamo perso la finale. Successivamente sono andato a Terni e ho fatto 1 anno in cui proprio ero allenato da Mister Gallo, che ho rincontrato quest'anno, e poi sono passato ad Alessandria, in cui ho fatto 2 splendidi anni, 1 anno in 5, abbiamo vinto i playoff per andare in B, e poi 1 anno in B, e poi sono arrivato qui a Ventella, e questo è stato il mio secondo anno. Ecco qua abbiamo invece Massimiliano Pane, il capitano del Sestri, che invece, Massimiliano, se sbaglio, quanti anni è che sei a Sestri? Sono 10 anni, il prossimo anno sarà l'11° e sicuramente una carriera come quella di Luca la invidio parecchio. Ecco, come avete vissuto un po' questa stagione da capitani, invece questa rivalità sportiva che c'è tra Chiavari e Sestri Levante? Personalmente io sinceramente l'ho vissuta bene. Io non sono cresciuto nell'Entella comunque calcisticamente, sono uscito dal settore giovanile dell'Entella, vivo tuttora a Chiavari, però l'ho vissuta benissimo. Non ti nascondo che ormai dopo 10 anni mi sento un corsaro, perché è normale che sia così, sono legatissimo alla città, legatissimo ai tifosi, alla società, e è un po' come se ci fossi nato. Però non ho mai avuto, diciamo, rimpianti piuttosto che denti avvelenati nei confronti dell'Entella, quindi personalmente l'ho vissuta bene, sono contento, ecco, di essere arrivato nei professionisti, anche se tardi forse, e sono contento di aver sfidato l'Entella comunque nei derby, ecco, che come ti dicevo sono state 2 un derby che avete organizzato sì, sono stati allo Stadio Marassi, credo che rimarrà nella storia. Sì, sicuramente per Luca sicuramente ha
ha calcato campi importanti, però ti ripeto, io ho sempre fatto il dilettante, quindi per me comunque è stata una bella soddisfazione arrivare a giocare a Marassi durante una partita così importante. Invece Luca, tu come hai vissuto il derby, questa sportività tra Sestri e Chiavari? No, beh, io intanto mi complimento con Massimiliano, perché comunque portare questa squadra dai dilettanti ai professionisti, fare un primo anno dei professionisti quest'anno almeno così bene, per me veramente penso è un gran motivo d'orgoglio per lui. Bandiere sinceramente nel calcio ci sono più veramente poche, lui è una di queste, perché credo che ha scritto la storia del Sestri Levante e la sta continuando a scrivere. Quindi poi ognuno ha il suo percorso, ogni percorso è bello, è bello per ognuno di noi, perché comunque ognuno ha la sua storia. Per quanto mi riguarda, anch'io in maniera molto serena, non ho, diciamo che abbiamo sentito grande carica, grande fermento per entrambi i derby, ma è bello perché il calcio è fatto di emozioni, è fatto di sentimenti, di città che hanno ognuno la fede per la propria squadra, quindi credo che siano stati due palcoscenici, due partite veramente belle da giocare, da vivere, perché comunque per un posto come questo, che poi sei sotto, diciamo, al Genoa Sampdoria, per come visibilità, aver fatto 2 partite di questo tipo credo che abbia veramente abbia anche dato valore a queste 2 società che per me stanno facendo ottimi campionati da ormai anni. Quindi per me comunque è stata vissuta bene da professionista quale siamo, quindi certo. Questo è stato. Luca, tanto bene dalla regia le immagini di Marassi per quella giornata del derby tra Sestri Levante e Virtus Entella, vediamo la Nord con tanti tifosi, in questo caso del Sestri Levante. Luca, una domanda ti volevo fare, ma sì. Il tuo insomma, pari ruolo di Sestri è un difensore come te, no? Però poi viene all'attacco e segna gol. Non so se è bravo lui, se vi sorprende voi difensori. Come si ferma Massimiliano da un difensore quando arriva in attacco? Ma sicuramente ci sono alcuni difensori che hanno sicuramente delle caratteristiche, una predisposizione proprio diversa da altri, quindi sanno come mettersi, hanno quel fiuto, hanno quel senso della posizione anche nell'avversario, che comunque in qualche modo fanno sì che la palla poi arrivi lì. Non è un caso a mio avviso, perché ho giocato con questo compagno che comunque aveva un po' la calamita in aria, e quindi succede che è un anno, succede 2 e dice allora non è più un caso. Sicuramente il suo non è un caso, perché comunque sono anni che li fa. Come si ferma? Non so, si ferma come provi a fermare un attaccante, come provi a fermare un difensore all'attacco. Sicuramente hai un occhio di riguardo in più. Massimiliano, non gli dare consigli come fermarti, però insomma. Luca sicuramente non ha bisogno dei miei consigli, ecco, come ha detto lui, un pizzico di fortuna sicuramente, anche di bravura, tempismo, capirsi col compagno credo sia un po' il segreto di tutto, poi un po' di senso del gol, ecco, che forse viene da appunto il mio passato in attacco. Bene Luca, allora ti salutiamo, ti ringraziamo. Sarà l'anno prossimo, ti fermi sempre a Chiavari, sì? Sì. Ecco, allora l'impegno da capitano ti avremo l'anno prossimo. Volentieri. Ok, grazie, un saluto a tutti. Bene, stacchiamo allora i 2 capitani, poi ritorniamo. Massimiliano, io, Gloria, andrei un pochino a vedere un capitano che è qua vicino della Caperanese Entella, che anche lui è un campione Under 15. Da un capitano all'altro abbiamo Giacomo, capitano appunto Under 15 Caperanese Entella. Lui è capitano e portiere, questa è una cosa comunque un po' per me almeno particolare. E com'è appunto fare il capitano in mezzo ai pali? È difficile comunicare? Beh, allora sicuramente essendo il primo anno da capitano tra i pali è abbastanza difficile comunicare magari con l'arbitro, però comunque
sono abbastanza grandi comunque per comunicare anche con i miei compagni e quindi mi sono trovato abbastanza bene, sono contento di ricoprire questo ruolo. E il campionato com'è andato? Ma il campionato è andato abbastanza bene, cioè abbiamo vinto, quindi sono contento, al di là di difficoltà varie, magari fisiche, ma anche tra compagni nella squadra, ma sono contento. Col mister come va? Tutto bene? Col mister tutto a posto, mi ha aiutato tanto durante l'anno, comunque nei momenti di difficoltà, e gli sono molto grato. Io prenderei la palla al balzo e andrei anche col massaggiatore, Ambrogio Giano, massaggiatore da più di 30 anni, mi spiegava prima, e questo è il primo anno in questa squadra, e ci vuoi parlare un po' dei ragazzi, del rapporto che hai con loro? Io ho un rapporto abbastanza, perché con 30 anni che ho seguito sono stato anche con Pane nel Sestri Levante, e insomma con i ragazzi mi trovo benissimo, perciò quest'anno seguo mio nipote e perciò ho finito di seguire le squadre un po' più alte, ecco. Era una bella responsabilità anche seguire le squadre, cioè un impegno. Sì, è un grosso impegno anche con i ragazzi, perché si fanno male anche loro. Certo. E quest'anno comunque dal lato massaggiatore, appunto, come il campionato com'è andato anche per lei? Ma benissimo, i ragazzi si sono comportati bene, soprattutto anche con me, perché abbiamo un rapporto abbastanza legato, ecco, con loro. Benissimo, grazie. Allora, dicevamo che abbiamo anche tante notizie e servizi, avete già visto la prima telefonata, ma ne sarà un'altra quantomeno importante. Andiamo col primo servizio, Giacomo. Roberto, perché venerdì pomeriggio a Chiavari c'è stata la consegna di un premio giornalistico organizzato da Piazza Levante, che è il premio Mimmo Angeli, dedicato allo storico direttore del Corriere Mercantile. I premiati erano i giornalisti del direttore della Stampa, Ilaria D'Amico, celebre giornalista sportiva, e Daniele Raineri, inviato di Repubblica, e c'era anche un ospite di eccezione a margine del premio, e lo ha incontrato Roberto. Vediamo cosa vi siete detti. C'hanno dentro di sé che è la passione, almeno quella cosa lì da ragazzo è molto forte, è la spinta probabilmente più grande che uno ha per cercare di poter raggiungere quei traguardi che la propria ambizione, diciamo, si definisce. Li hai invitati a sognare? Beh, quello senza dubbio, ma quello va fatto in ogni ambito, va fatto nella vita. La vita ce n'abbiamo solo una, se non si cerca di alimentare e di generare, insomma, qualche bella energia con dei sogni, diventa un patimento, ecco. Allora a questo punto non ne vale più la pena. Ma tu da ragazzino sognavi di fare il portiere della nazionale? Non lo so, però sognavo di andare in qualche stadio, diventare giocatore e fare 1/10 di quello che ho fatto, ecco, mi sarebbe bastato. Hai detto che adesso ti prendi qualche anno di riposo, poi rinizi. Ma sì, ci sta anche quello, nella vita non si può mai sapere, ecco, e quindi è bello continuare a volersi stupire, ecco, e quindi se serve anche questo per mantenere un bel grado di vita e di relazione con gli altri, ben venga. Ruben, sentendo tutti questi campioni, 2 capitani, adesso addirittura Buffon. Adesso mi ha fatto ragionare che dobbiamo invogliare i nostri ragazzi, comunque sport che fanno, di sognare, è giusto sognare, poi naturalmente sapere che bisogna impegnarsi, ed è difficile, però tutto si può fare. Qua il capitano ne è un esempio, perché comunque è arrivato tardi nei professionisti, però ci è arrivato con le sue forze, e se ci è arrivato lui ci possono arrivare tanti altri. Io non ho mai avuto la fortuna di fare professionista, sono arrivato anch'io lì vicino, ma non sono arrivato, però questi ragazzi ne hanno la possibilità. Noi siamo uno sport, io dico sempre, l'ho detto anche l'altra volta, il calcio privilegiato,
non ce ne rendiamo conto. Sono degli sport che io ammiro tantissimo perché fanno più allenamento di noi, più ore di noi, più sacrifici di noi. E quindi i ragazzi che fanno calcio, e adesso anche le ragazze, perché seguo molto anche le ragazze, che è uno sport che sta in un movimento che si sta veramente evolvendo, hanno del calcio più visibilità. Quindi dovrebbero sfruttarla e siamo un po' avvantaggiati rispetto agli altri sport e dovrebbero essere bravi a prenderne i benefici. Ecco Giuseppe, vogliamo far sintesi di quello che diceva anche Ruben. Sì, no, sono assolutamente d'accordo rispetto appunto al fatto che, a prescindere, tutti gli sport secondo me vanno sempre di più, diciamo, pubblicizzati, perché lo sport è vita, lo sport è stare insieme agli altri e capire che, come diceva appunto il capitano prima, portiere, durante la stagione, durante un anno possono succedere 1000 cose ed è bello anche poi riuscire a risolvere quello che succede tutti insieme, e quindi lo sport è importante. Rispetto al movimento femminile sono felice di vedere ogni anno una crescita esponenziale che non era scontata negli scorsi anni, e quest'anno vediamo il movimento femminile nel calcio che cresce sempre di più, e questo per me, che sono un mister, un allenatore comunque di una squadra femminile, è bellissimo. Anche gli altri sport, ne parlavamo prima, stanno crescendo. Io vedo tanti sport che prima non erano coinvolti magari in pubblicità o sponsor, che oggi esistono e ci sono, ed è giusto, diciamo, essere i primi noi artefici dello sport. Noi grandi verso i più piccini e le più piccine, anche i genitori in questo ci aiutano tantissimo oggi. Quindi vedere un papà che accompagna la figlia oggi al campo e sta lì 2 ore, e poi dopo c'è il bambino 2016 che va ad allenamento e stai altre 2 ore lì, è anche quello sintomo che oggi lo sport è importante. Farei intervenire Ornella Marchese perché c'è una lunghissima storia che non so se tutti la conosciamo, ma pensate a tantissimi anni di azzurro con la nazionale di pallavolo. Ai tuoi tempi com'era il rapporto con i genitori? Insomma, succedeva quello che sta succedendo adesso? Ti portavano? Tu come hai iniziato a giocare a pallavolo? Io chiaramente non sono giovanissima, quindi ho iniziato non come loro all'età del mini volley della scuola elementare, ma ho iniziato ai tempi della scuola media. Nella scuola media, quindi con i Giochi della Gioventù. Ho fatto, non vi dico l'anno, ma la prima edizione dei Giochi della Gioventù. E ho iniziato appunto con il gruppo sportivo scolastico e da lì sono andata avanti, ho cominciato a giocare nelle giovanili a Genova, nella Serie C, poi a un certo punto a 16 anni ho cominciato i primi collegiali con le nazionali giovanili e la nazionale A, e mi sono spostata di città perché a Genova allora c'era una Serie C, era doveroso fare una Serie A. I miei genitori, assolutamente con un po' di sofferenza, perché non è che, cioè io stavo bene a casa, avevo nonna, mamma, ero coccolata in tutto per tutto, e ho fatto questo spostamento a Bergamo, dove ci sono poi stata per 6 anni, dove ho vinto uno scudetto, eccetera. Però è venuto tutto in maniera molto naturale, i miei sono sempre stati presenti, assolutamente, però non mi hanno mai influenzato, nel bene e nel male, presenti, assolutamente. Io adesso alla scuola di pallavolo, a me dispiace quando sento dire che i genitori non devono vedere gli allenamenti, i genitori devono star fuori, rompono, scusate, io dico i genitori, qui ne ho tanti, io voglio lavorare con i genitori presenti, perché noi e loro dobbiamo andare su una stessa direzione per i giovani. Poi ci sono le discussioni, ci devono essere le discussioni, ma per crescita è un confronto che io lo faccio volentieri. Se ci sono dei problemi si affrontano, qualche problema anche un po' più pesante c'è stato, ma ne siamo venuti fuori. Ma tra adulti e soprattutto per la collaborazione, per far star bene i ragazzi in palestra e a fare sport. Questo è quello che io penso. Ecco. Quindi
Per quello che riguarda i miei genitori, ti dico, mi hanno sempre sostenuto, venivano quando potevano a vedere le partite, chiaramente non venivano tutti i giorni come adesso, i miei genitori lavoravano a Genova, mio papà lavorava a Genova, quindi non poteva tutti i fine settimana seguirmi Bologna, che Bergamo, però ogni tanto venivano volentieri. Insomma, ed era una festa per me averli vicino, assolutamente. Quante presenze in nazionale? Tante, quasi 150, ma io dico sempre, ci tengo a dire, sono tante le presenze, ma io ricordo di più gli anni, perché sono stata 9 anni nella nazionale italiana. Quindi adesso una giocatrice, un giocatore che sta in nazionale così tanti anni, ha 500 presenze. Ai miei tempi si giocava i campionati europei, il torneo di preparazione, i campionati mondiali si giocavano poche partite, no? Adesso quindi non è tanto le presenze, il numero delle presenze, ma gli anni, che ci tengo a dire. Quindi 9 anni è una vita che io porto nel cuore, cerco di trasmettere la mia passione a chi è accanto a me, è questo. Credo che la scuola di pallavolo a Carrasco siano fortunati da questa direzione, non so, non è dato di gioco. Quello che io dico, io ci tengo che ci deve essere il benessere, il ragazzino, la famiglia che entra e viene con noi deve star bene, se non star bene capire il motivo perché, e se si può risolvere si risolve, se vuol cambiare cambia e va in un posto dove pensa di stare meglio, ecco, quindi questo è quanto. Che abbiamo una telefonata. Velocissimo, mi allaccio a questo, secondo me il bambino, la bambina, il ragazzo, la ragazza deve poter scegliere lo sport che più assolutamente gli piace, perché poi molte volte sta lì. Non dobbiamo forzare i ragazzi o le ragazze a scegliere lo sport che piace a noi, ma devono sentirsi liberi e libere, perché ne sento tante persone, ragazzi che mi dicono: mister, voglio fare uno sport diverso, invece devo fare calcio, devo fare un altro sport. Lasciamo liberi i ragazzi e le ragazze, l'importante è che facciano sport. Poi. Dico, non so, per quello che mi riguarda, ad esempio nei momenti di prova, tanti mi dicono: posso fare una prova? No, tu non puoi fare una prova, tu ne devi fare 4 o 5, cioè, descapito forse anche mio in tutti i sensi, però dico, ai ragazzini chiediamo tante cose, se devi scegliere uno sport devi capire se questo sport ti piace, poi quando l'hai scelto impegni il papà e la mamma e ti prendi l'impegno, allora poi è chiaro che lo devi portare avanti, ma prima di scegliere devi dar modo di capire. Una prova, 2 prove non dice niente, no? Oppure sento gente, posso fare una prova, ma posso... No, devi fare più prove, capire se stai bene. Sono d'accordo. Bene, allora stasera pallavolo e calcio avranno un accordo speciale, quanto alle pace Sento sport. un po' d'altronde sei andata a Genova, vedi? Bene, allora abbiamo, Luca, tieniti pronto perché andiamo nell'acqua con un grandissimo campione che è Francesco Bocciardo, un giocatore, nuotatore che ha vinto tantissimo. Ciao Francesco. Pronto? No, non riusciamo a sentire. È caduta la linea. Intanto Luca, parliamo un attimo di Francesco. Insomma, c'è poco da dire, ecco, lo conosciamo tutti, ecco, è un campione, ha vinto titoli olimpici nella sua categoria paralimpica, ha vinto appunto titoli olimpici, mondiali, europei, quindi sulla breccia da anni, soprattutto nei 200 stile libero, quindi è un campione, ecco, un campione del nuoto nella sua categoria, quindi è un ragazzo che si allena comunque tanto, ha famiglia, un bambino splendido, quindi diciamo che è un campione in tutti i sensi, nella vita e nello sport. Ecco. E l'ultimo europeo, un oro, 2 argenti e un Sì, bronzo. poi lui fa più gare, quindi è bravo in tutte le gare. Ecco, la sua gara clou, diciamo, quella dove riesce a esprimersi meglio sono i 200 stile, lì l'oro è sicuro, però anche poi nelle altre gare lui arriva secondo, terzo al massimo, ecco. Ecco, Vediamo alcune fotografie. Vediamo intanto 2 fotografie. Francesco? Buongiorno. Ciao Francesco.
come state? Tutto bene? Guarda, intanto abbiamo già visto un po' di tue foto che le rivedremo e abbiamo un po' chiacchierato di te intanto che collegavate appunto la linea. Intanto dove sei? Cosa fai in questo periodo? In questo periodo mi sto preparando in vista di Parigi e fra qualche giorno andrò a Roma per le visite in vista dei probabili olimpici e diciamo che sono gli ultimi mesi, quindi bisogna cercare di finalizzare al massimo la preparazione. Insomma, come fai a vincere così tanto? Gli ultimi europei, un oro, 2 argenti e un bronzo. Diciamo che è frutto del lavoro di tutti questi anni, è stato molto difficile, però stiamo cercando comunque di chiudere un ciclo molto importante, anche perché io sono consapevole che comunque ormai ho 30 anni, quindi questa qui saranno 99% la mia ultima Paralimpiade, però sono convinto di potercela fare. Ecco, appunto, quali avversari principali ci saranno per te a Parigi? Ma di sicuro ci sarà un ucraino, un russo, per esempio ci sarà anche lo spagnolo Ponce, ci saranno, diciamo che a livello mondiale il livello è molto molto alto e poi diciamo che ci saranno anche molti avversari che magari ancora non conosco, che però si qualificheranno magari all'ultimo. Ecco, Lucas, da esperto, come ha detto lui, si sta allenando tanto. Ecco, Francesco, come concili tutti gli allenamenti, soprattutto la preparazione di questo periodo finalizzata alle Paralimpiadi con la famiglia? Ecco, sappiamo che è una bellissima famiglia. Come riesci a conciliare le due cose? Ma diciamo che è molto difficile, però con programmazione, con impegno e con grande aiuto comunque di familiari, di mia moglie, non è semplice, però come cosa è fattibile. Ecco, quante ore ti alleni al giorno? Circa 2 ore e mezza, 3 ore tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con recupero alla domenica. Ecco, quindi complimenti, ecco, non possiamo dire nient'altro. In bocca al lupo da Telepace Sport, tutto lo studio per Parigi, le Olimpiadi. Francesco, forza Francesco. Spero che potremo vederci di persona quando avrò finito tutto. Scusate se non sono riuscita a venire di persona in questa settimana, però purtroppo No, ma ti aspettiamo dopo le Olimpiadi. Va bene, grazie mille. Ok, grazie. Buonasera. Bene, veramente è un grande campione. Francesco. Gloria, ritorniamo, abbiamo ancora qualche dirigente del Genova Calcio Femminile da conoscere, così facciamo un po' di giro, siamo quasi alla fine. Esatto, Leona Alessio, dirigente femminile Under 15 e preparatore portieri, primo anno appunto nella Genova Calcio e ti chiedo com'è appunto questa realtà, com'è questo gruppo. Beh, una bella realtà. Io ho iniziato quest'anno con loro, però mi sono subito sentito una grande famiglia, perché comunque ci sono tante leve, tante ragazze che vogliono crescere, vedo anche l'Under 10 del mister Mario che è vicino a me, che sono partite in 3, ora sono quasi 20 ragazze. Io poi faccio un po' un tuttofare lì, perché seguo anche la Juniores, la prima squadra come guardalinee, quindi mi sono goduto questa promozione in C sudata, una grande soddisfazione per i colori della Genova Calcio. Vincere 3 trofei quest'anno è stato comunque dura, perché comunque la gente vede quello che c'è in campo, però dietro a monte c'è un lavoro dei dirigenti, organizzazioni di trasferte, pullman, deve coincidere tutto per bene. E quindi anche come Under 15 siamo andati anche a giocare fuori, siamo andati a Sanremo, siamo andati a Spezia, quindi anche i genitori che comunque prendono le macchine, portano le ragazze. Parlando sembra appunto dei genitori del discorso di prima. Esatto, seguono le ragazze con pioggia, freddo, sugli spalti. Quando abbiamo vinto, siamo andati in Serie C, c'erano tutti gli spalti gremiti, gente che anche magari che non era del gruppo, però è venuta a vedere solamente il fatto che ragazze come
vedere le piccoline comunque che si mettono in campo e danno tutto quello che hanno, e anche le nostre che escono comunque dal campo nonostante siamo sotto leva, perché comunque noi saremo under 12 ma invece stiamo facendo un campionato under 15, e quindi essendo sotto leva danno tutto e si arrabbiano quando perdono, si arrabbiano quando magari non raggiungono la forma giusta. Ieri per esempio siamo andati a giocare con la Juventus femminile a Torino, un'altra realtà, un altro mondo, però essere lì con la Genova Calcio per noi era un orgoglio, perché comunque noi come Genova Calcio abituati a giocare contro squadre della nostra regione, andare in un'altra regione e giocare con una squadra come la Juventus fa tanta roba, quindi noi ci siamo, come ha detto prima mister, abbiamo raggiunto quello che dovevamo raggiungere, ora il prossimo anno saranno ancora secondo me pieno di soddisfazioni, e secondo me è una bella realtà e spero che arrivino tante ragazze per continuare a vivere il nostro sogno. Allora, tante soddisfazioni anche però nell'Under 10, parliamo con Mario Mureddu, mister Under 10, nuova leva da 3 a 20 ragazze, com'è questa leva? Tosta. Sono delle piccole calciatrici che hanno grande voglia di imparare, sono sempre devote sul lavoro e quant'altro, non si tirano mai indietro, anzi se dovesse piovere forte non facciamo allenamento si arrabbiano, quindi sono tremende, sono belle. Sabato sono riuscite finalmente a raggiungere la loro prima vittoria, hanno festeggiato come se avessero vinto la Coppa del Mondo, sono bellissime. Il gruppo cresce perché facciamo un buon lavoro sulle scuole, abbiamo un ottimo gruppo di genitori che fa il tam-tam, quindi volantinaggio, scuole, Ravano, e abbiamo iniziato a settembre, diceva Alessio, con 3 ragazze, e io sabato parteciperò a un torneo con 13 ragazze, quindi siamo in attivissimo. Speriamo che continuino così, che arrivare ancora delle altre ragazze. Complimenti, in bocca al lupo allora. Certo. Volevo fare Volevo salutare il mister dell'Under 15 che purtroppo stasera non c'è per motivi di salute, e quindi volevamo fargli un saluto da tutta la squadra perché non è potuto esserci per motivi di salute, quindi un abbraccio al nostro mister Matteo Luffredo. Ornella, parlavamo prima di nazionale, però facciamo questa parentesi ancora sulla nazionale perché abbiamo preparato un piccolo video, ma ce li presenti tu. Abbiamo dei genovesi che hanno le radici anche dalle nostre parti, credo nel Levante. Parlo della famiglia Porro, ha 3 figli, 2 addirittura in nazionale, Simone un po' più piccolo, ma Paolo e Luca sono praticamente già stati convocati. Puoi presentare tu, tanto vediamo qualche foto. È una favola, proprio una favola, una famiglia di amici, e Barbara che è di Voltri, ex giocatrice, come la zia che io tra l'altro ho allenato, e Fabio Porro che è nativo proprio del Tiguglio, ha giocato qua nel Tiguglio. Questa famiglia ha 3 figli, Paolo, Luca e Simone, e tutte e 3 stanno diventando veramente dei grandi giocatori. 2 sono attualmente nella nazionale maggiore, il terzo è nelle nazionali giovanili. Una favola, questo torna un pochino indietro quando si parla di sacrifici, di famiglie, i ragazzini che vanno fuori, non è tutto così semplice, no? Loro, mi ricordo quando il più vecchio, che è Paolino, quello che adesso gioca a Milano, che ha fatto i playoff facendo grandi prestazioni con i campioni d'Italia, poi di Perugia, e quando è andato via da Genova tutti dicevano ma così giovane, così era piccolino, perché Paolino era Paolino, no? Sembrava un po' un azzardo, e loro hanno creduto, ma è anche stato un sacrificio di famiglia, perché non è facile. Io la figlia l'ho mandata fuori, è andata fuori che era abbastanza giovane, non è tutto bello quando i figli passano la porta, no? Anche se per la passione. E quindi è andato uno, è andato il secondo e poi è andato anche il terzo, e questi sono attualmente 2 genovesi che sono nella nazionale maggiore, quindi una cosa di 3 fratelli, è una favola, io dico una favola straordinaria. Allora, tramite il papà, che lo ringraziamo,
sono arrivati i saluti sia di Paolo che di Luca. Li vediamo, è brevissimo ma è significativo. E siamo riusciti a raggiungere un grande traguardo che è il terzo posto e di conseguenza la qualificazione in Champions League con le squadre più forti in Europa, quindi saremo carichi già per la prossima stagione. Adesso ci stiamo allenando a Cavalese con la nazionale, aspettando la chiamata del coach De Giorgi. Nel frattempo mio fratello in Brasile, che è già stato convocato alla prima tappa del VNL, e quindi di conseguenza facciamo tutto il tifo per lui. Un abbraccio e ci vediamo presto. Pronto per raggiungere i miei compagni a Roma, destinazione Rio de Janeiro. Personalmente è stato un anno molto positivo con l'esordio in Superlega e il raggiungimento di bei traguardi sia con la squadra ma anche personali. Poi è arrivata la sorpresa, la chiamata di De Giorgi con la nazionale. Dopo dei collegiali sono stato anche selezionato per fare delle tappe della VNL. E successivo è l'esordio nelle amichevoli con grande entusiasmo. Ora vado in Brasile cercando di dare tutto me stesso per l'Italia e per raggiungere l'obiettivo della qualificazione a Parigi. Mi raccomando, sosteneteci e Forza Italia, ciao! Salutiamo Ornella. Salutiamo. Tutte e due nazionali sarebbe una cosa anche per la Liguria, fantastica. Sì, l'unica cosa che Paolino, l'alzatore, ha davanti a sé l'alzatore più forte al mondo che è Giannelli e quindi probabilmente farà fatica a arrivare a giocare. L'intermedio Luca, anche lui c'è già, infatti è nella rosa adesso della VNL. Spero veramente che riesca ad andare alle Olimpiadi, perché sarebbe veramente il top, no? Avere anche nella nazionale di pallavolo qualche giocatore del nostro territorio, no? Bene, allora salutiamo tutta la famiglia Porro e magari avremo modo nei prossimi mesi. Chissà, è difficile perché sono tutti in giro proprio, sempre. Sì. Però benissimo, volentieri. allora benissimo. Luca, andiamo a parlare della pallanuoto perché un po' in acqua perché qua, dobbiamo parlare un po' anche di questo, perché stiamo arrivando ai verdetti. Diciamo subito, però parliamo prima di canoa polo, perché ricordiamo che Chiavari ha 2 squadre in Serie A, la Proscogli Canoa Polo, vincitrice della Coppa dei Campioni, dello Scudetto, eccetera, e la Canoa Polo Academy Chiavari. Sono 2 squadre in Serie A, c'è stata la prima tappa a Napoli, la Chiavari Nuoto adesso è seconda in campionato, mentre invece la Chiavari Academy ha vinto 2 partite, quindi a 6 punti in sesta posizione in zona salvezza, quindi un inizio di campionato decisamente valido per le squadre chiavaresi. Gli under 18 della Chiavari Academy si sono qualificati per le finali nazionali a Torino, quindi direi che un inizio di stagione valido per le nostre squadre. Andiamo a vedere la pallanuoto, partiamo ovviamente dalla 1 maschile, mercoledì alle 18:45 ci sarà la prima partita della finale scudetto tra Prorecco e Savona, si giocherà ovviamente nella piscina di Punta Sant'Anna a Recco, alle 18:45 il primo scontro. Purtroppo per problemi di preparazione olimpica eccetera, la finale scudetto si giocherà sulle 3 partite, non sulle 5, ecco. Per la finale invece del campionato femminile abbiamo l'Orizzonte Catania e Padova, il plebiscito Padova andranno alla terza partita. Infatti la prima era stata vinta dal Padova in trasferta a Catania, dopodiché l'Orizzonte ha pareggiato la serie e quindi ci sarà la terza partita sempre mercoledì in quel di Catania, che deciderà quindi lo scudetto femminile. Nel campionato di A1 femminile c'è da sottolineare anche la prestazione della Locatelli, che sta giocando la salvezza. La prima partita l'ha persa contro il Cosenza, però nella seconda ha ribaltato il risultato e quindi si andrà alla terza partita a Cosenza.
Per quanto riguarda la 2 maschile, invece playoff che ci riguardano più da vicino perché c'è la Chiavari Nuoto, abbiamo avuto questi risultati, l'Auditore Crotone, Chiavari Nuoto 18-17 dopo che la partita era finita 11-11, però nei playoff non ci può essere il pareggio, sono andati ai rigori e dopo la serie per 7-6 ha vinto il Crotone. Adesso poi andremo ad analizzare un po' la partita un po' più in dettaglio. Poi il Bogliasco ha vinto contro l'Olympic Roma per 13-10, la Canottieri Napoli ha battuto l'Iren Torino per 12-9 e la Florenza la Lazio Nuoto per 12-6. Quindi l'unica partita un po' diciamo equilibrata di questa finale è proprio quella tra Chiavari Nuoto e Auditore. Adesso il ritorno ci sarà a Chiavari mercoledì alle ore 15 e vediamo se Chiavari riuscirà quindi a vincere la seconda partita e poi quindi andarsi a giocare tutto nella terza partita a Crotone. Di questa partita c'è da sottolineare due cose, che la piscina di Crotone è all'aperto e uno dice andiamo a giocare a Crotone, ci saranno 35 gradi, sole, invece no, c'era pioggia, vento, tanto è vero che a metà del quarto tempo anche il tabellone si è spento e quindi anche hanno giocato gli ultimi 4 minuti senza conoscere bene il tempo che rimaneva e quindi pioggia, vento e i palloni che scivolavano. Non si capisce bene che palloni hanno usato a Crotone perché già nella partita l'hanno cambiati 2 volte perché erano palloni scivolosi. Infatti a Chiavari Nuoto l'ultimo rigore, quando ha sbagliato, non è riuscito nemmeno a tirare perché la palla è scivolata. Niente, quindi un ambiente diciamo ostile non tanto per il pubblico quanto proprio per il clima e quindi insomma partita che è finita 11-11. Il Chiavari era partito molto bene con 3 gol di vantaggio, poi è sempre stata in vantaggio fino al quarto tempo, ha avuto un vantaggio anche di 3 gol, è stata raggiunta nel quarto tempo e poi alla fine appunto c'è stato il pareggio per 11-11 e la serie dei rigori. Vediamo a Chiavari mercoledì cosa succede. Alle 15. Benissimo. Allora, abbiamo lo spazio per il risultato di basket e poi ancora un under della Virtus Entella under 16, ma la linea a Giacomo perché ha anche la pallavolista vicino. Allora, scuola di pallavolo Cadasco sempre, abbiamo Linda Tiscornia che gioca con under 16 e la Serie D. L'allenatrice prima ha detto che è andata bene questa stagione, per la prossima che aspettative avete? Ma per la prossima penso che sarà più o meno come quella che abbiamo fatto. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo riusciti a tirarci su tutte insieme, aiutandoci, e penso che sarà una bella annata anche la prossima. Siamo molto cariche a puntare verso lo step successivo e io non vedo l'ora di ricominciare a giocare con loro, perché mi trovo molto bene. Allora, in bocca al lupo. Andiamo brevemente a conoscere anche della categoria S3, ossia 9 anni. Se vi presentate il vostro nome? Emma. Agata. Siria. E mi dicevi come mai hai scelto la pallavolo, come mai hai continuato a fare pallavolo da circa 3 anni, Siria? Perché quando ho iniziato a 6 anni e perché non sapevo che sport fare. Ho passato un anno senza fare sport, ho provato pallavolo e mi piaceva. E ti sei trovata bene, quindi poi hai detto rimango. Benissimo, grazie mille ragazze. Continuerei Giacomo con il risultato del basket e poi anche, come dicevamo, la notizia del calcio. Sì, perché per il basket stanno continuando la finale playoff di Divisione Regionale 1, in cui si affrontano Aurora Basket Chiavari e il Follo. Siamo arrivati a gara 3 che si è giocata in casa del Follo a Spezia e ha vinto il Follo, che quindi si porta sul 2-1. Ha vinto piuttosto nettamente 67-40, è partito molto bene il Follo, il primo quarto avanti 28-8 e poi l'Aurora non è riuscita a recuperare. Gara 4 si giocherà mercoledì e nel caso vincesse nuovamente il Follo si porterebbe sul 3-1 e quindi avrebbe vinto la serie e quindi anche il campionato.
Per quanto riguarda invece il calcio, parliamo di calcio Under 16 perché la Virtus Entella questo fine settimana ha vinto un'importante partita, parliamo dei quarti di finale del campionato di Serie C Under 16, ha vinto 3-1 contro la Turris, una partita che è stata anche diciamo emozionante perché erano sull'1-1 e poi gli ultimi 2 gol della Virtus Entella sono arrivati nel recupero. La Virtus Entella Under 16 di Mister Scotto, quindi da domenica prossima e la domenica ancora dopo, giocherà le semifinali sull'andata e ritorno contro l'Avellino. Il 26 si gioca in Campania, mentre invece il 2 giugno si gioca al Daneri di Caperano, quindi chi volesse può andare a vederla. Sono anche tanti risultati perché in questi mesi arriviamo alla fine della stagione, ancora una battuta e poi chiudiamo. Ritorniamo, Roberto, da Ambrogio Giano. Prima mi ha detto che praticamente è stato il massaggiatore di più o meno tutto il palco, metà. 1, 2, 3. Parliamo di Massimiliano Pane, però. In che anno è stato il massaggiatore del Sesto? Abbiamo vinto il campionato e la Coppa Italia, Esatto. la Coppa Liguria. No? Sì, l'anno del Covid. E com'era Massimiliano Pane? Impegnativo. Io non ne posso parlare altro che bene di Pane, perché siamo stati un po' insieme, è veramente un bravo ragazzo. Giacomo, invece io ti chiedo, abbiamo sentito comunque capitano del Sestri, dell'Entella, cosa pensi di quello che hanno detto tu appunto da capitano? Beh, da capitano sicuramente sono d'accordo sul fatto che essere capitani a volte è difficile, perché magari in un momento di basso della squadra generalmente bisogna trovare la forza di portare avanti la squadra perché appunto sei il capitano. E se il mister o i mister hanno scelto di metterci capitani, un motivo c'è secondo me. Poi, Roberto, chiedo a Massimiliano, visto questa giocata che abbiamo fatto, un consiglio da dare a questi capitani, Alice e anche Giacomo. Ma dar consigli credo che non sia semplice, però credo che un capitano, come abbiamo detto un po' tutti questa sera, debba essere da esempio più che altro. Oltre a essere il trascinatore deve essere più che altro l'esempio per tutti e quindi non deve mai sbagliare atteggiamento durante gli allenamenti, piuttosto che la domenica, nei momenti di difficoltà deve essere un po' un faro, però non bisogna dimenticarsi che secondo me un capitano deve avere anche l'umiltà di capire che non è l'unico leader all'interno di uno spogliatoio, quindi un capitano spesso ha bisogno dell'aiuto dei compagni, spesso deve essere trascinato dai compagni e poi lui con la sua esperienza, con la sua dedizione, col ruolo che ricopre, diventa di nuovo il punto di riferimento, però ecco, credo che il segreto sia quello di mettersi alla pari con i compagni, non sentirsi mai superiori a loro. Ecco. Avete una domanda sia alla capitana del Genova Calcio femminile o Caperano Entella da fare a Massimiliano? Quest'anno da capitano per arrivare fino in fondo, ecco, quali sono state le cose belle e magari più difficile che magari chiederesti un parere a Massimiliano? Beh, magari cosa si prova ad essere capitani di una squadra neopromossa appunto in Serie C? Sicuramente è una soddisfazione incredibile perché è comunque un onore, nel senso spesso quando le cose vanno bene, quando una squadra vince un titolo, è comunque il capitano che alza la coppa e spesso appunto è un po' messo sotto i riflettori rispetto agli altri, quindi sicuramente è una gioia importante, poi per me lo è stato ancora di più perché o già lo sa, siamo stati insieme a Sestri, abbiamo passato anche momenti difficili, sono 11 anni che sono a Sestri, sono retrocesso a Sestri, ho fatto l'eccellenza, ho fatto la Serie D, quindi ogni annata diciamo nasconde delle insidie, ogni annata può essere difficile, non ci sono solo i momenti belli ma anche quelli brutti. L'importante è nei momenti diciamo belli ricordarsi che comunque il momento brutto è dietro l'angolo e quindi quando tocchi diciamo una cosa che hai desiderato tanto, l'anno dopo ti devi impegnare ancora di più per restare almeno a livello, se no poi si fa presto a tornare indietro. Ecco. Bene, Massimiliano. Allora, abbiamo qualche minuto questa sera, ce lo prendiamo visto che è l'ultima puntata. Devo salutare Alessandro. Con Alessandro Giano farei
un saluto a tutti i dirigenti di tutti gli sport, perché vicino agli allenatori e ai giocatori il ruolo del dirigente è fondamentale. Alessandro, qual è il tuo ruolo? Il mio ruolo è dirigente e do una mano al mister, e niente di più, tanta passione. Tu hai giocato a calcio? Sì, sì, anch'io. Perciò insomma il dirigente che fa il calcio sa quali sono gli aiuti che bisogna dare, no? Il momento di crisi, dare una mano ai ragazzi e stare insieme a loro, nel bene e nel male. Qual è stata quest'anno? Insomma, mi risulta che avete fatto tante partite con l'Under 15 vittoriose, poi avete perso 1-2 e poi avete ripreso, no? E siete arrivati alla fine. Tra l'altro è arrivato così in redazione questo commento, onore alla Samba Garitese per questa finale che ha combattuto, poi avete vinto voi, ma c'è stato una partita molto fair play, no? Ruben, vogliamo sottolineare anche questi per i ragazzi e la società di Santa Margherita. Abbiamo avuto degli avversari, Riva Samba, Lavagnese, Sestri Levante e San Maritese per ultima. Siamo riusciti meritatamente a vincere il campionato con 6 punti di vantaggio, però fino all'ultima giornata in casa loro. Tanto siamo andati subito in svantaggio, siamo andati, quindi è stato bello, è stato. Però io sono contento e avevo la mia soddisfazione praticamente di aver giocato con Alessandro, tanti anni capitano della Caperanese sono stato con loro, con Ambrogio Masseggiatore, ritrovarmi dopo tanti anni in una leva con i ragazzi è stato bello, e ogni campionato in ogni categoria, dalla terza penso alla Serie A, ognuno ha la sua soddisfazione, e di vincere è sempre difficile, e soprattutto vincere poi in maniera pulita e con rispetto di tutti. Ecco. Intanto vedete, adesso allarghiamo un po' la telecamera, che la nostra squadra in parte che è qua presente, poi ci sono ancora le telecamere, la regia, non so se è riuscita a lasciare qualcosa, non so Chiara se riesci a tenere largo e venire su. Vedi tu, e così facciamo un saluto anche con la nostra squadra. Prima salutiamo i presenti da Genova, grazie per la vostra presenza, e Maurizio Carrea. Finiamo con le coppe in mano, dai, che fanno un po' di... con le coppe in mano, ma ci sono altri primati che si è dimenticati, per esempio il capocannoniere. Ok, tutti quelli singoli, dai. Giusto per chiudere. Lascia a lui, l'anno prossimo bisogna fare almeno questo, se no poi... La rappresentativa Ligure quest'anno su 20 ragazze, 8 erano della Genova Calcio, quindi... Abbiamo una bella scuola che sta crescendo e che tira fuori delle belle calciatrici, brave calciatrici. Questo per dire che insomma non c'è solo Genoa Sampdoria a Genova. Ci mancherebbe, ci siamo anche noi. Bene, allora un applauso a Genova Calcio. Benissimo, Ornella. Viva la pallavolo! Viva la pallavolo, io mi permetto di rubare ancora 2 parole, volevo nominare Linda. Linda, che stasera è qua con noi, rappresenta proprio in questo momento il progetto della scuola di pallavolo Carasco, perché la Serie D nostra, che si sta comportando da 2 anni, ha ottenuto la promozione 2 anni fa, bene, con le proprie forze, con le proprie giocatrici, il campionato di Serie D, tutte hanno iniziato all'età di Siria, Agata, di queste bimbe qua. Quindi Linda rappresenta proprio la nostra continuità, e Linda adesso con queste bimbe viene ad aiutarci proprio in palestra per far crescere le nuove leve. Quindi concludo facendo pubblicamente i complimenti a Linda, perché ci rappresenta in pieno in questo momento. Benissimo. Allora abbiamo salutato Caparanese Entella. Ruben, allora l'anno prossimo vai a allenare la Juve, che tanto sono senza allenatori, così vieni. Ok, Alessandro, grazie. Grazie a voi. Un applauso allora a Caparana e a Luis Entella. Invece Massimiliano, buona estate. Cosa fa un giocatore... come te d'estate? Diciamo che nel mio caso, lavorando anche, non mi riposo più di tanto, però è giusto che comunque un po' di pausa ce la prendiamo, un po' di stacco, poi bisogna comunque sempre cercare di tenersi allenati, perché la nuova stagione è dietro l'angolo. Quindi grazie dell'invito e niente, sono contento di aver rappresentato la società. Bene, saluto a tutta la società.
E speriamo, Massimiliano, di venire a vedere il Sestri nel campo di Sestri. Speriamo, non ci dovrebbero assolutamente. Allora, grazie a tutto il pubblico questa sera, i genitori, a chi ha partecipato. Noi ogni anno, in questi anni, ci abbiamo provato, abbiamo cercato di... Questa credo che sia la 24esima o 25esima puntata di questa stagione, diverse società, in genere ce n'erano 3-4 per ogni puntata, insomma sono anche tanti numeri. Abbiamo tentato, ci tentiamo di parlare di sport in maniera, come vedete, tranquilla, senza esasperare sui risultati, sulla vittoria, sulla sconfitta, che poi è quello che, a parte magari appunto chi proprio lo fa di professione, ma tanto il nostro sport locale, non solo, è per passione, per divertimento. Dietro abbiamo una grande squadra, perché c'è la squadra di Telepace, qua è rappresentata in parte, non so chi vuol fare un saluto, io direi c'è Roberto Aicardi, che è anche presidente, casualmente al microfono, è anche presidente dell'associazione degli amici di Telepace che rappresentano i volontari. Roberto, un saluto. Sì, buonasera. Finisce questa stagione, la seconda, qui al Teatro Caritas. Ecco, ci tengo a dire questo, sul palco vedete praticamente il 90%, il 99% siamo tutti volontari. Nel mondo dello sport sappiamo l'importanza del volontariato, e anche a Telepace, che è 34 anni che va in onda, è nata proprio con i volontari e continua ad essere servita a titolo gratuito da molti di noi. Grazie. Bene. Luca, ci terrai aggiornato comunque nel TG per le finali. Ci sarà il TG, poi lo ricordavo l'altra volta, sarà un'estate di sport a 360 gradi, cominciamo con i campionati europei di calcio, le Olimpiadi, la Coppa America di vela, quindi ce ne sarà per tutta l'estate. Ecco. Bene, vogliamo salutare anche la nostra regia, c'è Alessandro con la mobile, Manuel stasera, Giorgio e Francesco, Mattia a casa, facciamo Mattia un applauso che è diventato papà. Salutiamo Chiara, Giancarlo, Maurizio, Rosalba, vai Gloria. Roberto, io volevo ringraziare te perché mi hai voluto qui nella squadra di Telepace Sport e quindi nulla, grazie di cuore perché ho conosciuto persone. Siamo in regia noi, Allora, fai un noi siamo saluto. in regia, Robby? Eccolo lì. Mi senti? Sì. Siamo in regia. Questa è una grande sorpresa. Un saluto alla regia. Facciamo fare un saluto da Manuel, il caporegista. Manuel, Giorgio e Francesco. Con oggi si conclude questa stagione un po' faticosa, ma che ha coinvolto tante persone e che ci sta facendo passare anche una serata in maniera diversa e tutti insieme. Benissimo, grazie, sorpresa. Un flash al nostro fotografo, Gloria. Questa stagione. Benissimo. Un flash questo. Tante vignette. Tante vignette. Faremo un libro. Va bene, grazie a tutti. Arrivederci.